Con la Masquerade Party si è conclusa l'edizione 2023 del Carnevale Bariese. I Scarristasa si sono nuovamente vestiti a festa, regalando la più importante serata di chiusura con il montepremi più ricco. Il centro di Barisardo è diventato ancora una volta, dopo la pausa determinata dalla pandemia, teatro di festa dei personaggi del passato e dei clown, in un mondo sospeso nel tempo che ha consentito ai grandi protagonisti di questa edizione di immergersi in storie straordinarie. Il Carnevale Bariese resta un evento unico nel paese per la presenza dei carri che hanno scalato la classifica, premiati da I Scarristasa per la loro maestria artigiana, le loro ambientazioni e i personaggi, per il coinvolgimento di grandi e piccoli nelle due sfilate in calendario. Chi ha partecipato alla serata di chiusura ha potuto ballare con la line-up dei DJ Cap, Axel, Willow, Suella, Stepugioni e DJ Candela e incontrare nuovamente i protagonisti dei maglia dei Iscarristasa, vincitori del primo premio nel Carnevale di Tortolì, del gruppo Il Circo, ridere con la famiglia reale o gli arabi e rivivere la festa dando vita ad un divertentissimo momento di condivisione che solo il Carnevale è in grado di innescare. Per questa edizione i Scarristasa hanno aumentato il budget dei singoli premi dal secondo classificato e concesso un rimborso spese anche ai gruppi e ai carri non entrati nella lista dei vincitori. I primi premi sono andati a Coco di Arzana per i carri, il Circo di Barisardo per i gruppi e le Ninfee per la miglior maschera.